Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo, buona settimana. Iniziamo subito a vedere la mappa qui a fianco a me, a circa 5500 metri, per vedere quella che potrebbe essere la proiezione per il 25, visto che è una giornata di festa e che a tutti interessa. E possiamo notare appunto come su parte del Mediterraneo, specialmente centro-orientale, sia presente una figura di alta pressione con i colori sull'arancione e il giallo, una goccia fredda è presente in corrispondenza del Nord Africa. Questo condizionerà il tempo in quelle zone e quindi possiamo dire che le indicazioni sono positive. Bisognerà attendere la giornata di lunedì, quando ci saranno ancora delle precipitazioni anche temporalesche sui settori meridionali e costieri del Veneto. Poi si faranno strada delle schiarite nel corso del pomeriggio e inizierà tempo buono nella giornata di martedì con il ritorno del sole, a parte qualche nota di incertezza nelle ore della mattina sui settori a sud del Po. E il tempo buono si manterrà appunto anche mercoledì e giovedì, con un rialzo termico che si manifesterà già a partire da martedì, e alla volta di giovedì si potranno raggiungere localmente anche superare i 25 gradi sulle zone pianeggianti del Veneto. Per ora è tutto e ci sentiamo nel prossimo appuntamento previsto verso la fine di questa settimana.